Conti bloccati anche in Veneto per la Lega Nord. Una cosa direi estremamente grave, è successo a livello nazionale, adesso anche qui in Veneto. Io ribadisco che l'attuale dirigenza non ha niente a che fare con i fatti del passato, e la cosa ancora più grave è che i conti di Padova, di Vicenza, di Verona e della Liga Veneta sono tutti conti alimentati da contributi personali di Massimo Bitonci, di Darè, dei consiglieri regionali, dei consiglieri comunali, dei sindaci, che ogni mese versano una quota libera per mantenere il partito, quindi non sono soldi che vengono da finanziamenti di partiti o da altro. Trovo grave veramente un attacco così diretto al nostro movimento per fatti vecchi. Non è stato usato lo stesso metro quando si parlava delle fondazioni del PD o di altre questioni relative ad altri partiti. Invece, siccome è uno di quei movimenti che si presenta alle prossime politiche con un bagaglio molto importante, potrà essere determinante comunque, perché lo diciamo oggi, lo diciamo a tutti, non è che con questo fermate la Lega, non è che fermando i conti fermate la Lega. Settimana prossima c'è la Gaetana, la nostra festa provinciale, se non lo paga la Lega la pagherà Massimo Bitonci e gli altri, dividendoci le spese come sempre abbiamo fatto quando paghiamo le spese delle sedi, dei manifestini, delle campagne elettorali e delle manifestazioni. Quindi anticostituzionale è stato detto. Assolutamente, io penso che verrà impugnato a breve presso tutti i tribunali competenti. Bisogna chiederli a Bossi i soldi. Ma intanto bisogna capire bene di cosa stiamo parlando, perché parliamo sempre di fondi interni alla Lega. E poi io continuo a ripetere, c'è una responsabilità personale e una responsabilità del movimento. Se qualcuno ha sbagliato, come ho sempre detto e ripetuto nella mia vita, non c'è movimento che tenga. Se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare personalmente, c'è poco da fare, non può pagare il movimento.